sulla mancata revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini. Il sindaco parla di un fatto storico, ANPI insorge, bisogna prendere le distanze da questo regime. Proclamato il lutto cittadino domani a Milano in occasione dei funerali di Andrea Marigo, il 12enne che sabato scorso ha perso la vita in sella alla sua bicicletta scontrandosi con un'auto. Tra spaccio, aggressioni di vario genere, tour alcolici, anche a Rialto e allarme sicurezza. I commercianti siamo stanchi di essere presi in giro. 2 feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio in via Vittoria ad Annone Veneto, coinvolte complessivamente 4 persone. Su 39 borseggiatori fermati, solo 2 sono stati arrestati, lo afferma il comandante della Polizia Locale di Venezia. Il vice sindaco si appella al governo. Festa a Castello per il varo di una nuova gondola allo square di Sant'Isepo, ma i cantieri per costruire le tipiche imbarcazioni veneziane sono sempre meno, un patrimonio che rischia di scomparire. Da Castello a Pellestrina, da Malamocco agli Alberoni, con il mese di giugno anche nelle isole riparte la stagione delle sagre con appuntamenti che grazie a centinaia di volontari al lavoro terranno viva la tradizione. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Questi dunque i titoli di questa edizione, ma partiamo subito presentandovi il sondaggio di questa sera relativo alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Domani in Duomo a Milano i funerali, ma già ci si interroga su quello che sarà il futuro di Forza Italia. Allora, questo il quesito: morte di Berlusconi, Forza Italia rischia di sparire? Sì, 0422 16 691, 0422 16 690. Se la vostra risposta è no, la chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. E apriamo con le polemiche in corso a Jesolo per la mancata revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini. Il sindaco parla di un fatto storico, ma l'ANPI insorge e dice bisogna prendere le distanze da questo regime. Lo scorso 25 aprile ANPI ha chiesto al comune di Jesolo di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, ma il sindaco ha respinto la richiesta al mittente. Abbiamo accolto con stupore la richiesta da parte dell'ANPI di revocare la cittadinanza a Mussolini, perché riteniamo che sia più uno spot che un atto concreto di vicinanza democratica. Ricordo che la precedente amministrazione, che era sostenuta anche dal Partito Democratico e che evidentemente aveva una sensibilità forse maggiore alla mia sul tema, non ha ritenuto di accogliere la stessa richiesta. Quindi se le motivazioni che stanno nel fatto che probabilmente al tempo la cittadinanza onoraria è stata data da tutte le amministrazioni comunali, la quasi totalità. L'amministrazione sostiene che si tratti di un atto storico che non può essere giustificato con i parametri del presente e che non si possa cancellare quanto fatto nel periodo fascista. ANPI però replica. Noi non chiediamo di cancellare la storia né di demolire edifici di epoca fascista, chiediamo al sindaco di Jesolo, alle istituzioni di Jesolo di compiere oggi un atto dall'alto valore simbolico pienamente antifascista, revocando una cittadinanza onoraria che poi peraltro non fu una scelta dell'allora cava Zuccherina. Ecco, bisogna prendere distanze da questo regime. De Zotti ribadisce poi la sua posizione nei valori del 25 aprile e lancia una controproposta. Io la vicinanza ai valori democratici della Costituzione la dimostro giorno per giorno. L'ho fatto il 25 aprile partecipando in prima persona alle celebrazioni, dicendo delle cose molto chiare sull'irreversibilità della scelta democratica. Tra l'altro le mie parole erano state al tempo anche apprezzate dall'ANPI locale, quindi non capisco la polemica di oggi, ma anzi io faccio un passo avanti. Piuttosto che togliere, io propongo di aggiungere. Perché non dedicare uno spazio della nostra città agli eroi della resistenza iesolani? Domani a Milano l'ultimo saluto ad Andrea Marigo, il ragazzino che sabato scorso ha perso la vita in sella alla sua bicicletta, proclamato il lutto cittadino. Il sindaco di Milano ha dichiarato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Andrea Marigo, il 12enne che sabato scorso ha perso la vita in sella alla sua bicicletta e che saranno celebrati domani nel campo sportivo di Campocroce alle 10:30.
Per l'occasione le bandiere saranno esposte a mezz'asta sugli edifici pubblici e scolastici. Il sindaco inoltre ha invitato gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto durante la celebrazione della funzione fino al passaggio del corteo funebre. Tutti inoltre sono invitati a osservare 5 minuti di silenzio durante la celebrazione. Intanto l'inchiesta sulla morte di Andrea ha accertato che non può essere addebitata alcuna responsabilità al 33enne che l'ha travolto. Lui avrebbe saltato lo stop con la bicicletta, non lasciando alcun tempo di frenata alla vettura che stava sopraggiungendo. Per l'automobilista quindi si preannuncia una richiesta di archiviazione. Una persona è stata trovata senza vita ieri in tarda serata nel cantiere retrostante il pronto soccorso dell'ospedale di Dolo, dove si era introdotto abusivamente. Si tratta di una persona nota ai servizi di psichiatria e delle dipendenze. La direzione dell'ospedale ha comunicato all'USL 3 Serenissima, sta collaborando con le forze dell'ordine per certificare i corretti standard di sicurezza con cui è custodito il cantiere in cui si sono svolti i fatti. 2 persone sono rimaste ferite in uno scontro tra 3 automobili avvenuto alle 12:40 in via Vittoria, Dannone Veneto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente, mentre gli occupanti di una Fiat Punto rimasti feriti sono stati stabilizzati dal personale del SUEM e trasferiti in elicottero e ambulanza in ospedale a Mestre e a Portogruaro. Assistite sul posto dal personale sanitario le altre 2 conducenti rimaste sotto shock. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. La sicurezza è diventata un problema anche nel cuore di Venezia per spaccio, risse e tour alcolici, e a Rialto c'è anche chi inizia ad aver paura ad uscire di casa dopo una certa ora. Qui stiamo parlando di anni che ormai la situazione è di completo degrado. Perciò possiamo parlare degli spacciatori che sono in pianta stabile qui a Rialto, poi possiamo parlare di gruppi di ragazzotti che vengono da terraferma a brindare, a festeggiare il loro addio al celibato, possiamo parlare delle spaccate, ma io credo che questo le istituzioni lo sappiano bene e noi cittadini ci sentiamo leggermente presi per i fondelli. È stanco Iginio Mascari, titolare di un'antica drogheria e storico portavoce dei commercianti di Rialto, e con lui lo sono altri residenti dell'antica area in cui è nata Venezia, se è vero che persino qui c'è chi ormai ha paura ad uscire di casa la sera, soprattutto nei fine settimana. Nonostante questa diventi una delle zone calde della movida, di forze dell'ordine, dicono i residenti, se ne vedono poche. Venerdì e sabato spariscono tutti, forse perché non avendo né armi politiche né armi istituzionali in mano per contrastare questo degrado si defilano. Cioè il famoso struzzo che mette la testa sotto la sabbia, ecco, l'istituzione è un esempio eclatante. Mascari non vuole più sentire parlare di emergenza perché l'emergenza è uno stato temporaneo, mentre a Rialto i problemi di sicurezza sono oramai la normalità. Eppure, vista la situazione, non sarebbe difficile ripristinare quel minimo di legalità che il cuore di Venezia dovrebbe avere. Di sera qui in Campo Bella Vienna, che ci sono spacciatori, ragazzi che si sballano e violenza aiosa, mantenere un posto di polizia fisso, ma a costa soldini. Sì, ma le tasse le paghiamo tutti, non solo per il cerotto in ospedale, anche per la sicurezza. E c'è chi, lo sa bene a Palazzo, ha fatto 2 campagne elettorali sulla sicurezza pubblica e non se n'è proprio vista. E a proposito di sicurezza, su 39 borseggiatori fermati, solo 2 sono stati arrestati. A dirlo è il comandante della Polizia Locale di Venezia e il vice sindaco si appella al governo. All'indomani dell'arresto dell'ennesimo borseggiatore da parte del generale dei Carabinieri di Venezia Nicola Conforti, che l'ha catturato all'altezza dell'imbarcadero di San Zaccaria mentre passeggiava in borghese per la città, lasciano sbigottite le parole del comandante della polizia locale Agostini, che denuncia l'assenza di armi efficaci per agire su questo fronte. Su 39 borseggiatori individuati, specifica, solo 2 sono stati arrestati. Per 27 è scattata la denuncia a piede libero. L'appello al governo è dunque sempre lo stesso.
Sì, è un problema secondo me grave che deve essere risolto, che deve essere preso a cuore anche forse dalle istituzioni nazionali, perché abbiamo visto che non è un problema solo veneziano, ma è un problema anche di tutte le grandi città dove particolarmente insomma, i flussi turistici sono notevoli. Abbiamo visto Milano, abbiamo visto Roma, abbiamo visto Firenze, abbiamo visto anche Venezia e le dichiarazioni del comandante insomma, sono pienamente condivisibili. È tanto quando insomma, devono portare dentro queste persone e perdono più tempo magari a fare le carte piuttosto che poi questi che stiano dentro, quindi tante volte si trovano fuori prima diciamo i borseggiatori che non i poliziotti che magari stanno dentro in caserma a fare tutta la documentazione necessaria, quindi veramente secondo me bisogna trovare una soluzione, deve essere trovata a livello nazionale, bisogna cercare di forse inasprire le pene ma anche dare una pena certa. Tra le tante manifestazioni di riconoscenza nei confronti dell'ex premier Silvio Berlusconi, i cui funerali, l'abbiamo detto in apertura, si terranno domani a Milano, c'è quella del titolare della farmacia Pizzini in via Trieste a Marghera, che ha esposto l'immagine di Berlusconi su maxischermo accompagnata dalla frase "Ciao Presidente", con i caratteri che portano i colori della bandiera italiana. Al di là delle scelte politiche, sei stato un grande uomo. Festa a Castello per il varo di una nuova gondola allo squero di Sant'Isepo, ma i cantieri per costruire le tipiche imbarcazioni veneziane sono sempre meno e c'è un patrimonio che rischia di scomparire. È meraviglioso perché la gondola è il simbolo di Venezia. Allo squero di Sant'Isepo si vara una nuova gondola costruita in questo cantiere e nelle parole di Paolo Crea, gondoliere per mezzo secolo, c'è tutta la gioia di una di quelle giornate di festa vere, spontanee, in uno dei rari luoghi di Venezia rimasti intatti e per ora solo sfiorati dalla turistificazione di massa. Questo squero, lo squero San Isepo, funziona, è aperto, dà lavoro a delle maestranze e si creano quelle costruzioni incredibilmente belle che sono le gondole. Cosa c'è di più tipico e di più grande e più bello di fare e costruire e manutenere gondole? Questo noi facciamo. Purtroppo però, seguendo la scia di quei drammatici processi che stanno uccidendo Venezia, persino un'attività che dovrebbe essere tutelata e incentivata come costruire gondole sta invece diventando sempre più difficile. Nel futuro vedo questo mestiere che va un po' morendo, perché da 50 anni a sta parte, da 50-60 cantieri, siamo stati in 5-6. Non solo, il progetto di ricostruzione del Teatro di San Cassiano, promosso dall'imprenditore e musicologo inglese Paul Hodkin, potrebbe avvenire proprio qui a Castello, in questo complesso di proprietà del comune, che però è in usufrutto perpetuo della società di mutuo soccorso Carpentieri e Calafati. Diciamo che ci stiamo confrontando con la possibilità che qui venga realizzato qualcos'altro. Ma è una possibilità, io dico, remota, nel senso che noi abbiamo titolo per essere qui in questo squero e lo abbiamo anche dal fatto che siamo qui da 156 anni. Oggi comunque qui si parla d'altro, dell'arte di comporre gondole, di mettere assieme 280 pezzi fabbricati con 8 essenze di legname diverse che testimoniano tutta l'arte e l'abilità che si tramanda da generazioni assieme ad un carico di storia che è un atto d'amore per Venezia. Fai una cosa che riguarda la storia della tua città o della mia città in questo caso e quindi per me è molto pesante, però allo stesso tempo è anche molto soddisfacente, cioè alla fine quando ho creato quello che credo sia la cosa più bella di Venezia ho delle belle soddisfazioni. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. La riabilitazione psicologica dei malati con tumori del sangue passa anche attraverso la barca a vela. Sognando Itaca, l'iniziativa di velaterapia dell'AIL è passata anche per la laguna di Venezia. La 14ª edizione di Sognando Itaca fa tappa a Venezia. Nato nel 2006 e promosso dall'AIL, l'Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, è un progetto per la riabilitazione psicologica e il miglioramento della qualità della vita dei malati con tumore del sangue attraverso la velaterapia. Abbiamo invertito i ruoli, cioè sulla barca c'è l'equipe con medico, infermiera, psicologa, skipper, volontari, ma al timone mettiamo il malato. Al contrario di quello che succede in ospedale, dove il malato deve obbedire a tutto lo staff sanitario. Questo ribaltamento di ruoli porta il malato a comandare in barca
a prendere in mano il timone e il timone della propria vita metaforicamente. Oltre alla veloterapia ci sono processi di riabilitazione psicosociale attraverso arte terapia, attività assistite con gli animali, camminate, yoga ed altro. Nel caso di Sognando Itaca, il suggestivo richiamo all'Odissea disegna un parallelo tra le vicende di Ulisse e quelle del paziente ematologico. Tornare alle origini, tornare alla sua vita normale, prima del vagabondare, ovvero prima della malattia. È questo che sognano i nostri malati. Ecco, la veloterapia in questo aiuta il paziente, assieme anche ad altre attività, la musicoterapia, il teatro, tante altre attività che via via stanno sorgendo, aiuta a riaffrontare la vita. L'iniziativa si inserisce tra le attività che l'AIL e le sue 83 sezioni provinciali organizzano in occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma del 21 giugno e più in generale nell'ambito delle attività dell'associazione. E facciamo tante cose, tra cui l'assistenza ai pazienti, naturalmente, sostegno alle famiglie, sostegni finanziari, sostegni psicologici, i trasporti ai luoghi di cura, le case AIL gratuite per chi si deve curare in città lontane dalla propria e poi il finanziamento alla ricerca, perché questa ricerca, malattie terribili ma curabili, ogni anno stiamo andando avanti. Con il mese di giugno anche tra le isole della Laguna riparte la stagione delle sagre. Con il mese di giugno riparte alla grande anche la stagione delle sagre paesane 2023, anche in Laguna, centro storico di Venezia e isole. Un programma nutrito all'interno del cartellone di Le Città in Festa, seguito in prima persona dall'assessore alla promozione del territorio Paola Amaro. Per il Tina San Pietro in Volta, come racconta il delegato alle isole Alessandro Scarpa Marta, saranno centro di tante attività ed iniziative, ma le sagre vanno dalla festa di San Pietro di Castello, ai giardini, alla Madonna di Marina Maramocco, passando per gli Alberoni, San Giacomo dell'Orio e altre. La prima festa è quella di Sant'Antonio, che si festeggia sabato 17 giugno dietro la chiesa di Sant'Antonio, con la possibilità di avere lo stand gastronomico, un gruppo musicale locale che suonerà dal vivo. Poi arriva la festa di San Pietro in Volta, dal giorno sabato 24 giugno fino a domenica 2 luglio. Tra i momenti più sentiti in isola sicuramente la festa della Madonna dell'Apparizione il 4 agosto. Molte persone ritornano in isola in quei giorni con la possibilità di divertimento, eventi religiosi, processioni e anche in questo caso i fuochi d'artificio. Un ringraziamento ai tanti volontari impegnati e la promessa fin d'ora che ci saranno nel programma tante sorprese. Volevo fare un ringraziamento a tutti i comitati festeggiamenti delle 4 sagre paesane. Va ricordato anche che in isola ci sono anche molte altre iniziative come quelle della banda musicale, della compagnia teatrale di Girasoli, poi anche la festa del Redentore che verrà fatta il giorno sabato 15 luglio. Quindi un grazie di cuore a tutti e sarà sicuramente una buona estate. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. La pressione si mantiene piuttosto bassa sul nostro territorio. Attendiamoci ancora una locale instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 14 giugno. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, precipitazioni di pomeriggio sui monti, si tratterà poi di rovesci che potrebbero giungere fino alle zone pedemontane e pianeggianti limitrofe. Temperature simili a martedì, minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 23-26 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà pressoché identica, tempo ancora incerto in montagna, dove saranno probabili dei temporali, maggiore presenza di sole altrove e verso la costa. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 25-26 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite più probabili nel corso della mattinata, alternate ad annuvolamenti e temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.